Credo di avere il postino, penso, alle porte, nel senso che credo di essere uno dei destinatari, ma ufficialmente non è ancora arrivato nulla. Ma al di là di questo credo di aver esternato in modo civile e anche educato quello che si fa di solito dopo un risultato elettorale, ossia si fa l'analisi di voto. E dall'analisi di voto ho esternato quelle che sono le mie preoccupazioni per un partito al quale appartengo da 20 anni e che ho delle forti preoccupazioni proprio per l'elettorato, ma soprattutto per il messaggio che noi dobbiamo mandare ai nostri cittadini, un messaggio che in questa campagna elettorale ritengo sia stato dato in modo sbagliato. C'è stato un partito appunto che ha lavorato con un ritmo diciamo sottotono, ma soprattutto il messaggio che abbiamo dato ai cittadini non è un messaggio che è arrivato al cuore, che è arrivato a toccare l'animo del cittadino. Se mandiamo ai mondiali la primavera non nascondiamoci o non rammarichiamoci se usciamo al primo turno, per cui anche questo è stato un elemento che, se questo è una mia colpa grave, accetterò, vediamo cosa mi arriverà di cartellino giallo. Cartellino giallo o cartellino rosso? Beh, se parliamo sempre di calcio, dopo 2 gialli c'è un rosso. Io uno giallo credo di averlo già ricevuto, quindi stiamo in attesa del secondo giallo, poi vedremo gli sviluppi. Lei quanto si sente vicino a un'eventuale uscita dalla Lega? Ma se questo dovesse essere è perché qualcuno chiede che io esca o chiede la mia espulsione, non sicuramente perché ci esco io.